Qui da Dersut Caffè c'è stata una vittoria particolare, prima donna a vincerla. Qual è il tuo identikit? Puoi raccontare un po' chi sei, se è la prima volta che partecipi a queste competizioni? Sì, allora io sono Ruscelli Giulia, ho 30 anni e vengo dall'Emilia Romagna ed è la primissima volta che gareggio. E lavoro in un bar pasticceria in centro e sono prevalentemente sempre alla macchina del caffè e ovviamente la caffetteria è la mia passione, altrimenti non sarei qui e sono contentissima di essere stata qui, di aver deciso di venire. Come sei venuta a conoscenza di questa competizione o magari chi ti ha convinto a partecipare? Allora, come miscela io al bar utilizzo Mocador e appunto in torrefazione sono stati proprio loro, gli agenti marketing, a trasportarmi dentro a questa competizione e la prima selezione è stata proprio a Faenza in torrefazione Mocador, quindi è grazie a loro se sono qua. Dopo questa vittoria, quale tappa ti aspetta adesso? Ci sono altre gare? Ci dovrebbe essere la finale internazionale ad Ost, ad ottobre. Che cosa ti aspetti da questa competizione? In realtà ancora non ho metabolizzato, quindi non so esattamente che cosa aspettarmi, ma non credevo neanche di arrivare a questo punto. Per me essere già tra i primi 4 finalisti era una vittoria non indifferente, molto lontana dalle mie aspettative basiche con la quale ero partita e quindi ancora devo capire come comportarmi a riguardo. Ascolta, ma com'è che ti sei allenata per una competizione così particolare? Cioè, hai avuto qualche accorgimento particolare? Allora, in realtà ho fatto diversi allenamenti in torrefazione con gli agenti di Mocador che mi hanno aiutato a perfezionare tante cose e sono arrivata qui avendo lavorato prima di tutto su me stessa e su la mia agitazione, quindi il controllo del mio stress e della mia ansia, essendo soprattutto che sono una persona emotiva, essendo che comunque era la mia prima gara, ho dovuto concentrarmi molto su quello, perché comunque a livello tecnico, cioè le cose sono quelle bene o male, è ovvio che è un ambiente totalmente diverso dalla comfort zone del bar, quindi sono tutte altre cose. Però mi sono preparata abbastanza bene. C'è qualcuno in particolare che ti senti di voler ringraziare? Ringrazio assolutamente Marco e Daniele di Mocador che sono stati i miei accompagnatori ufficiali in tutto il percorso e Marco è anche qui con me oggi e li ringrazio tantissimo perché hanno creduto in me, davvero.